Guido Veneziano è al vostro fianco per accompagnarvi per Venezia. Indicazioni per ottimizzare il vostro tempo in città, suggerimenti pratici per non perdere la bussola o per scansare le trappole che una città strana e complessa come Venezia potrebbe riservarvi. Oggi voglio parlare a coloro che vorrebbero arrivare in città con il loro amico peloso, con il migliore amico dell'uomo, il cane. Di taglia piccola o grande che sia, bisognerà pensare anche a lui e alle sue esigenze e si dovranno seguire alcune regole di comportamento e avere anche alcune buone indicazioni. Da chi? Ma da Guido Veneziano, naturalmente. Sono qui apposta. Venezia è una meta adatta a tutti i cani? Venezia non è purtroppo una meta adatta a tutti i cani. La città infatti ha numerose scale, cioè i ponti con gli scalini, e solo alcuni ponti sono dotati di passerella. Perciò non è la meta ideale per cani anziani o con problemi motori. Inoltre, considerando la limitata larghezza delle sue vie e il fatto che è sempre molto affollata, non è adatta a cani fobici o che hanno problemi di natura comportamentale in presenza di troppe persone. Ma prima di ogni altro consiglio, sappiate che una vacanza a Venezia sarà stancante per il vostro cane, quanto lo sarà per voi. Il consiglio forse più importante che posso dare è quello di muoversi portandosi sempre dell'acqua appresso e di evitare le ore più calde della giornata, soprattutto in estate. Ci troviamo a stretto contatto con la laguna e l'umidità è davvero elevata. Per questo è bene avere sempre una bottiglietta d'acqua per dissetare il nostro amico durante le lunghe passeggiate. Sparse per la città, certo, si possono incontrare anche delle fontane, che soprattutto d'estate sono sempre aperte, però non sono così numerose e molte non zampillano più. Alcune funzionanti le possiamo trovare ancora oggi nei pressi di San Marco, ad esempio, vicinissima alla chiesa di San Zaccaria, oppure in campo San Benedetto, proprio di fronte al Palazzo Fortuny, oppure ancora vicino a Piazzale Roma, di fronte all'entrata dell'Università di Architettura, oppure alle Zattere, oppure in campo Ognissanti, proprio di fronte all'ospedale Giustinian. Ce ne sono molte in giro per Venezia e anche su questo forse dedicherò un episodio apposito. Per il resto valgono le regole presenti in tutta Italia. Avere sempre con sé un sacchettino e i guanti per raccogliere le deiezioni del cane e smaltirle correttamente nei cestini. È obbligatorio dunque munirsi del necessario di paletta e sacchettino per evitare che il vostro fido sporchi in città. In caso contrario potreste incorrere in multe salate. Questo potrebbe sembrare un'assurdità o una forzatura, ma tutto nasce dalla conformazione del centro storico. Qui infatti scarseggiano le aree verdi o comunque la terra o l'erba. Parliamo di calli, callette, dove i bisognini resterebbero in bella vista. D'altra parte Venezia è una città veramente amante dei cani, sembra ve ne siano 1 ogni 7 abitanti. E poi i cani di tutte le taglie possono salire gratuitamente sui vaporetti, cioè sui mezzi del trasporto pubblico locale e anche nella terraferma, sugli autobus. Grazie a questa convenzione è possibile muoversi agevolmente per tutta la città, arrivando a raggiungere facilmente anche le isole. Per motivi di sicurezza, la normativa prevede che gli animali siano tenuti a guinzaglio e che indossino la museruola una volta saliti sui mezzi pubblici di trasporto. Categorie di animali di piccola taglia sono invece ammessi sui vaporetti ACTV all'interno di gabbie o trasportini. Il trasporto è sempre gratuito nel numero massimo di un animale per ogni viaggiatore. L'unica casistica soggetta al pagamento del biglietto è data dalle gabbie, aventi uno sviluppo dei 3 lati superiore a 120 cm. E se si volesse salire in gondola? E perché no? Si può andare anche in gondola col vostro fido.
Certo, l'ingresso agli amici a quattro zampe è a discrezione della responsabile, cioè del gondoliere, ma basta accordarsi prima e vedrete che non troverete grandi difficoltà. A proposito, anche per i giri turistici sulla gondola dedicherò prima o poi una puntata apposita. Dicevo che Venezia possiede pochi polmoni verdi, pochi spazi con giardino pubblico da poter far gironzolare liberamente il vostro amico peloso. Ogni tanto certamente se ne incontrano, ma in tutti i casi non possiamo permetterci di lasciare il nostro cane libero dal guinzaglio. Anche ai giardini di Sant'Elena, di fronte al lido, l'ultimo lembo di terra di fronte proprio al lido di Venezia, Sant'Elena di cui ho parlato nell'episodio precedente, il numero 6. Anche a Sant'Elena non è possibile per regolamento comunale lasciare il nostro cane correre liberamente, anche perché proprio a Sant'Elena ci sono molti bambini che giocano sulle giostrine messe a loro disposizione. Sant'Elena è uno dei pochissimi luoghi attrezzati per questo e purtroppo nel Parco della Pineta di Sant'Elena dunque non è possibile lasciare il proprio cane senza guinzaglio. Se proprio avete l'esigenza di far fare una corsa al vostro cane, da segnalare la possibilità di arrivare presto con una sola fermata di autobus o di tram al Parco San Giuliano, situato a sud di Mestre e affacciato sulla laguna, con una superficie pari a 700 ettari. Al suo interno trovate una nuova zona dedicata ai nostri amici a quattro zampe che si estende su di una superficie di circa 1300 metri quadri, delimitata per questioni di sicurezza da recinzione metallica alta 2 metri. Suddivisa in due zone, l'area più grande è dedicata ai cani di grossa taglia e l'altra ai cani di taglia medio-piccola. L'area è attrezzata con 2 fontanelle, un cestino e 2 punti luce. Per regolamento comunale è vietato l'accesso ai cani in tutti i musei e in tutte le chiese, perciò se volete venire a Venezia e desiderate visitare qualche particolare sito culturale, se il vostro amico a quattro zampe è di taglia medio-grande, è bene che vi organizziate con una delle centinaia di strutture pet friendly che circondano la laguna di Venezia e che potranno prendersi cura del vostro cane mentre visitate le meraviglie della città. A Murano i cani possono entrare nelle vetrerie per poter vedere la lavorazione del vetro. Non ci sono dunque delle restrizioni particolari in linea generale, ma consiglio di non entrarci con il cane perché potrebbe o spaventarsi o danneggiare qualcosa e si sa che nelle vetrerie la mercanzia esposta è molto fragile. A meno che non si abbia un cane di piccola taglia da poter tenere in braccio o in borsa durante la visita. Burano è sicuramente l'isola più spettacolare della laguna di Venezia, grazie alle sue casette colorate. Anche qui c'è un bel parco affacciato direttamente sul mare e adatto a tutte le persone che viaggiano con il proprio cane. Forse però, al di là di Murano, al di là di Burano, l'isola che è più adatta a far correre e passeggiare il nostro cane, perché consta di alcune zone poco abitate e per così dire selvagge, è Sant'Erasmo, un'isola facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici. Si arriva prendendo il battello della linea 13 dalle Fondamente Nuove a Venezia. Mezz'ora di navigazione, dopo essere passati anche per Murano e le Vignole. Sull'isola ci sono 3 fermate e quella dove conviene scendere è Capannone. La ragione è data dal fatto che l'isola è molto grande, anche se poco abitata, e a poche centinaia di metri dall'imbarcadero Capannone si possono noleggiare le biciclette, ottimo mezzo per visitarla. L'unico monumento di rilievo a Sant'Erasmo è la Torre Massimiliana, all'estremità sud-occidentale dell'isola,
una possente fortificazione austriaca eretta intorno al 1843-44 di forma circolare, recentemente restaurata e sede di mostre temporanee dove si rifugiò l'arciduca Massimiliano d'Asburgo durante l'insurrezione del 1848. Nei pressi della torre c'è la spiaggia del Bacan, dove i veneziani per tradizione approdano in barca per una scampagnata domenicale. Ma Sant'Erasmo è veramente un po' fuori dagli itinerari turistici, anche se conserva un fascino antico tutto particolare. Dopo aver assaporato qui la sua solitudine e il silenzio, sarete pronti a rituffarvi nella città, nelle sue calli, nei suoi campi, nelle sue bellezze, che però possono nascondere anche piccoli pericoli. Allora continuate a seguirmi ogni lunedì nel podcast Guido Veneziano, che ci penso io ad accompagnarvi e a consigliarvi per il meglio. E non dimenticate un like.